Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Sesta giornata dunque del girone A del campionato di promozione. Match quello di oggi tra Castiadas e Tortolì, che può già dare risposte importanti a due squadre che arrivano a questo impegno con obiettivi e aspirazioni abbastanza chiare. Poi attenzione, si apre uno spazio sulla sinistra per Miccoli, prova a puntare Orru, la palla dentro a cercare Vacca, buono l'aggancio, Vacca, il palo, grandissima azione del Castiadas, l'imbucata di Miccoli per Vacca, che ha avuto un ottimo controllo col sinistro e poi ha scaricato sul palo. La battuta lunga, poi arriva un contrasto duro e arriva addirittura il rosso per Contu. La palla dentro, attenzione al liscio clamoroso di Pili, poi la sponda per Vacca che prova la conclusione, deviata, e arriva il gol del vantaggio del Castiadas. Ha segnato il numero 10 Vacca, il capitano della squadra di casa. Decisivo il liscio al centro dell'area di Pili, poi la palla è arrivata a Nicola Vacca, che è stato bravissimo nel controllo e poi ha concluso a rete battendo Marongiu. Poi Ferrareish, il lancio a cercare lo scatto di Sissé, attenzione a Sissé, arriva per primo sulla palla, poi arriva il calcio di punizione e cartellino rosso per Bonfigli. Fischio dell'arbitro, parte la rincorsa di Boi, palla respinta, poi ancora Boi col sinistro, arriva la respinta di Daga, non riesce poi a intervenire un giocatore del Tortolì, prova a innescare sulla destra Serra ma arriva il recupero e allora può ripartire l'azione del Castiadas in contropiede con Diomedi. Sulla sinistra c'è la proiezione offensiva di Giurado, lo stop sul fondo, prova a rientrare, ancora Giurado, va sul sinistro, la mette dentro e manca l'aggancio Miccoli, poi ancora fuori Zafran, carica il destro Zafran, tentativo interessante dalla distanza, palla che termina alta sopra la traversa, a venir fuori. Si accentra, poi è pressato da Sissé, recupera palla in maniera regolare Sissé, attenzione al break dell'Ivoriano, prova a calciare, la deviazione, il gol di Sissé, arriva il pari del Tortolì, tiro deviato del giocatore della Costa d'Avorio, grande festa tra i giocatori del Tortolì che acciuffano il pareggio, si fa vedere anche Boi. Servito in questo momento Boi, palla un po' problematica ma viene fuori molto bene il numero 10 del Tortolì, che entra in area, la palla dietro per Mameli, prova a calciare, arriva la respinta, poi ancora sul secondo palo, ci ha provato Lorenzo Orru, non è riuscito però a tenere bassa questa palla. Serra, la sponda poi buona per Orru, a sinistra arriva Simone Orru, prova a calciare e va a sfiorare il palo sulla sinistra. Daga in questa situazione ha visto davvero i fantasmi, perché siamo praticamente a tempo scaduto e ha avuto un'occasione clamorosa il Tortolì. Vacca intanto per il Castiadas, arriva il fallo di Mameli su di lui, ancora qualche discussione, arriva addirittura il rosso, espulsione alla fine del match per Serra del Tortolì. La palla lunga e arriva il triplice fischio finale dell'arbitro. Finisce 1-1 all'Annunziata tra Castiadas e Tortolì.